Resta con noi, Signore. Alleluia. Tu sei l'unico Signore, tu sei pane disceso dal cielo. Resta con noi, Signore. Alleluia. Tu sei il vino che germina i vergini, sei per i deboli il pane dei forti. Resta con noi, Signore. Alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato il mondo dalla sua caduta, donaci la santa gioia pasquale, perché liberi dall'oppressione della colpa partecipiamo alla felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni gli Apostoli e i fratelli che stavano in Giudea vennero a sapere che anche i pagani avevano accolto la parola di Dio. E quando Pietro salì a Gerusalemme, i fedeli circoncisi lo rimproveravano dicendo: sei entrato in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato insieme con loro. Allora Pietro cominciò a raccontare loro con ordine dicendo: mi trovavo in preghiera nella città di Giaffa e in estasi ebbi una visione. Un oggetto che scendeva dal cielo, simile a una grande tovaglia, calata per i 4 capi, e che giunse fino a me. Fissandola con attenzione osservai e vidi in essa quadrupedi della terra, fiere, rettili e uccelli del cielo. Sentii anche una voce che mi diceva: coraggio Pietro, uccidi e mangia. Io dissi: non sia mai, Signore, perché nulla di profano o di impuro è mai entrato nella mia bocca. Nuovamente la voce dal cielo riprese: ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo profano. Questo accade per 3 volte e poi tutto fu ritirato su di nuovo nel cielo. Ed ecco, in quell'istante 3 uomini si presentarono alla casa dove eravamo, mandati da Cesarea a cercarmi. Lo Spirito mi disse di andare con loro senza esitare. Vennero con me anche questi 6 fratelli ed entrammo in casa di quell'uomo. Egli ci raccontò come avesse visto l'angelo presentarsi in casa sua e dirgli: manda qualcuno a Giaffa e fa venire Simone detto Pietro. Egli ti dirà cose per le quali sarai salvato tu con tutta la tua famiglia. Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo discese su di loro, come in principio era disceso su di noi. Mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva: Giovanni battezzò con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo. Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato a noi, per aver creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a Dio? All'udire questo si fermarono e cominciarono a glorificare Dio dicendo: dunque
Dunque anche i pagani Dio ha concesso che si convertano perché abbiano la vita. Parola di Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio. Manda la tua luce e la tua verità, siano esse a guidarmi. Mi conducano alla sua santa montagna, alla tua dimora, Signore. Verrò all'altare di Dio, a Dio mia gioiosa esultanza. A te canterò sulla cetra, Dio, Dio mio. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Parola del Signore. Nella Lumen Gentium, la Costituzione che il Concilio Vaticano II dedica alla Chiesa, al numero 67 possiamo leggere così: il Concilio Vaticano II esorta tutti i figli della Chiesa perché generosamente promuovano il culto verso la Beata Vergine, abbiano in grande stima le pratiche e gli esercizi di pietà verso di lei, raccomandati lungo i secoli dal Magistero. Per un'antica tradizione, tra questi esercizi di pietà troviamo il mese di maggio, che è consacrato proprio alla Beata Vergine Maria. In questo mese, che per noi è iniziato 3 giorni fa, ognuno di noi si rivolge alla Madre Celeste con il desiderio di vivere una maggiore intimità con lei e di rinsaldare così i vincoli che legano ciascuno di noi a lei. Ma il mese di maggio di quest'anno ci impone di vivere una situazione faticosa e penosa, arrivata all'improvviso e che noi non abbiamo scelto né voluto. In questa situazione che ci è capitata,
L'ultima cosa che si vorrebbe è restare da soli. Abbiamo bisogno di punti di riferimento da cui sappiamo di essere voluti bene e incoraggiati. E dunque è un grande conforto incontrare nel nostro cammino proprio in questi giorni la figura di una madre. Vicino a lei tutto diventa più facile. Vicino a lei il cuore scoraggiato e stanco, il cuore agitato dalle tempeste, trova nuova forza, nuova speranza e riprende così con nuova vena. Scrive l'abate San Bernardo da Chiaravalle: se insorgono i venti delle tentazioni, se urti negli scogli delle tribolazioni, guarda la stella, invoca Maria. Nei pericoli, nelle angustie, nelle perplessità, pensa a Maria, invoca Maria. Ma perché dobbiamo invocare proprio lei? Perché lei, prima fra i cristiani, sa, per così dire, quello che noi stiamo passando. Perché anche lei, seppur in altre modalità, lo ha vissuto. Ella ha percorso ben prima di noi la via stretta e angusta che porta alla santità, ma soprattutto lei, fra tutti, ha portato la croce, ha conosciuto che le ascensioni dello Spirito attraverso la sofferenza. Così se qualcuno di noi dovesse provare particolare fatica a fissare lo sguardo su Gesù, l'uomo Dio, che per la sua divinità è infinitamente sopra gli uomini e quindi che possiamo avvertire come distante da noi, ricordiamoci che accanto a Lui c'è sempre la Madonna, Madre di Dio e Madre nostra, creatura privilegiata, ma pur sempre creatura come noi, e dunque per questo forse più accessibile a ciascuno di noi e alle nostre piccolezze. Non lasciamo passare così in vano questo mese luminoso e gradevole che apre le porte alla bella stagione, tanto attesa e tanto desiderata da ciascuno di noi. Viviamo in compagnia della Beata Vergine, con lei mano nella mano, recitando quotidianamente il Santo Rosario e offrendo a lei i nostri fioretti. Invochiamola come nostra avvocata, ausiliatrice, soccorritrice e mediatrice. E lei non mancherà sicuramente di incontrarci per condurci a Gesù Cristo, nostra speranza e nostra gioia, e fare in modo che la salita che ci attenderà, anzi che è già iniziata, diventi un po' più sopportabile, potendola vivere con la serenità che solo la fede ci può dare. Oggi nella nostra preghiera chiediamo ancora una volta al Signore il dono della Santa Gioia Pasquale. Ormai abbiamo imparato in queste settimane che questa gioia non è quella umana, quella che può essere fatta di sorrisi, ma è una gioia spirituale, frutto dello Spirito Santo. Questa gioia spirituale consiste nel fatto che Cristo morto è risorto, che Cristo ha vinto. Questa è la speranza, la gioia sulla quale tutta la nostra vita cristiana si regge, ne è il perno. Ed è a questa speranza, a questa gioia a cui dobbiamo guardare ogni giorno, nonostante difficoltà, sofferenze, tribolazioni e contraddizioni. Essere consapevoli di questo fondamento della fede cristiana allora ci consente di poter e quasi anche dover vivere in modo diverso. Chiediamoci allora se noi abbiamo davvero fede nella risurrezione del Signore, se davvero per noi è diverso il modo allora di affrontare le diverse circostanze della vita. Sant'Agostino, per esempio, vescovo e padre della Chiesa, dice in una delle sue tante pagine a proposito di Dio:
Il nostro Dio è un Dio felice che fa felici. Il cristiano allora non può che essere profondamente e non superficialmente felice. Ogni uomo è un deserto che attende di essere ristorato dalla pioggia, che è la gioia cristiana che viene dal cielo. Abbiamo ripetuto questa verità con parole simili nel Salmo responsoriale: "Ha sete di te, Signore, l'anima mia". Questa verità traspare anche nella prima lettura, dove Pietro riferisce di come lo Spirito lo ha ispirato a portare il Vangelo anche ai pagani. La Chiesa così si apre a tutti gli uomini di qualsiasi cultura, lingua, nazionalità, perché tutti gli uomini, nessuno escluso, hanno sete di Dio e del suo mistero, anche l'uomo più lontano, più distratto, più indifferente, più contrario. Questo aspetto deve farci riflettere oggi, prima di tutto, sul fatto che come credenti già raggiunti da questa gioia, dobbiamo avere un atteggiamento di fiducia, perché tutti, nessuno escluso, sono un'attesa vivente di Dio. Poi siamo anche invitati a maturare in ognuno di noi la necessità, che è il più grande atto di carità che possiamo e dobbiamo fare, di proclamare a tutti la buona notizia del Vangelo. Questo perché tutti sono capaci di Dio e perché tutti hanno bisogno di Lui. Per questo allora siamo invitati ad avere fiducia. Anche noi, con la nostra parola, con la nostra vita, con i nostri gesti, con la nostra preghiera, siamo in grado di dissetare almeno un po' il cuore umano che senza Dio appunto è un deserto. Forse qualcuno si chiederà a questo punto: come possiamo fare tutto questo? La risposta la troviamo nel Vangelo, proprio lì, e potrebbe, riprendendo le parole del Signore, suonare così: incarna gli stessi sentimenti del buon pastore. Il suo esempio non è solo roba da preti, ma riguarda tutti i cristiani, nessuno escluso. Se il buon pastore, come scrive Giovanni nel brano evangelico che abbiamo ascoltato, ha altre pecore che non sono dell'ovile e che pure deve condurre, allora è altrettanto vero che noi, discepoli di questo buon pastore che è Cristo, non possiamo essere tranquilli fino a che una sola pecora non è stata ricondotta al suo vero ovile, la Chiesa, che pur con tutte le sue fatiche, con tutte le sue contraddizioni, con tutti i suoi punti di non ritorno, con i suoi aspetti luminosi e altri che lo sono molto di meno, resta tuttavia l'unico ovile di salvezza e di vita per tutti. Le tue mani sono piene di fiori,
Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, i doni della tua Chiesa in festa, e poiché le hai dato il motivo di tanta gioia, donale anche il frutto di una perenne letizia, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. In Lui, il vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova, e l'uomo ritorna alle sorgenti della vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nel alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nel alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo, Dio Signore, proclamiamo la tua risurrezione e l'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Ilario Zarattonello nell'anniversario della sua morte e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo
misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, con i santi patroni delle nostre comunità parrocchiali e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donami unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiera per la comunione spirituale per coloro che non si appostano alla comunione sacramentale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Il Signore è la mia salvezza, e con Lui non temo più, perché nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Ti lodo, Signore, perché un giorno eri lontano da me, ora invece sei tornato.
Preghiamo. Guarda con bontà, Signore, il tuo popolo che hai rinnovato con i sacramenti pasquali e guidalo alla gloria incorruttibile della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Preghiera proposta dal Cardinale Benedetto, Arcivescovo di Esztergom Budapest e Primate dell'Ungheria, per implorare la misericordia di Dio in questi tempi di epidemia. Signore Onnipotente, Dio dei nostri padri, ti rendiamo grazie per il mondo che hai creato, per rendere possibile la vita dell'umanità. Ti rendiamo grazie per tutta la ricchezza del creato e per le sue meravigliose leggi. Ti rendiamo grazie perché siamo sopravvissuti, nonostante ogni forza distruttrice, e siamo capaci di giungere a sempre nuove scoperte sul nostro mondo e su noi stessi. Ti ringraziamo perché possiamo lottare sia individualmente sia in comunità per la nostra sopravvivenza e per rendere la nostra vita sempre più bella e ricca di significato. Ma prima di tutto ti ringraziamo per averci chiamati alla vita eterna e perché con la morte e la risurrezione redentrice di Cristo, nostro Signore, hai aperto per noi la via dell'eterna beatitudine. Quando ci colpiscono delle calamità naturali, contro le quali non riusciamo ancora a difenderci con le nostre sole forze, possiamo sperimentare che la nostra vita è sempre nelle tue mani. Ti supplichiamo umilmente di aiutare gli uomini della scienza a trovare il prima possibile l'antidoto alla presente epidemia. Dona a quanti guidano le nostre società l'accortezza di poter arginare con i provvedimenti adeguati la diffusione delle infezioni, di promuovere la prevenzione e la cura della malattia, nonché la predisposizione di strumenti efficaci per quanti ne hanno bisogno. Dona la tua misericordia e l'eterno riposo a quanti sono morti a causa della malattia. Dona la guarigione ai malati, dona forza e benedizione ai medici e al personale sanitario per il loro coraggioso impegno. Rafforza in noi la fede, la speranza e la carità, affinché possiamo sostenere con ogni aiuto spirituale e materiale i malati e i parenti che sono nell'angoscia o nel lutto. Fa che con i nostri comportamenti responsabili possiamo contribuire anche noi a prevenire la diffusione della malattia. Perdona, Signore, ogni nostro peccato, commesso in pensieri, parole, opere e omissioni. Santissima Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Beatissima Vergine Maria, salute degli infermi, prega per noi. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore.